Un sabato di febbraio inoltrato in cui la gente ha invaso la città di Bassano dopo settimane di blocco per i lavori di sistemazione, finalmente si può tornare a camminare sul Ponte Vecchio, che è diventata meta d'obbligo non solo per i turisti, perché se è pur vero che Bassano ha una serie innumerevole di gioielli d'architettura, storia e cultura, è vero anche che il monumento nazionale, con il suo balcone sulle montagne e sul fiume, ha un fascino unico, come abbiamo appurato in giornata. Ponte riaperto, vedete alle mie spalle tantissime persone, bassanesi, turisti che tornano ad attraversare il monumento nazionale. È una gioia davvero vedere tutte queste persone, è una gioia davvero anche per chi può tornare a riattraversarlo, ammirare il paesaggio e ammirare le bellezze della nostra Bassano. Tra l'altro ricordiamo che nella giornata di domani, domenica, proprio in Angarano tornerà come sempre puntualmente, come tutte le domeniche mattina, il mercato di campagna amica. Di conseguenza sarà un modo proprio per rendere sempre più vivo, sempre più accogliente questa zona, questa parte di Bassano del Grappa, la zona di Angarano, che è tornata a rivivere grazie, dicevamo, alla riapertura del ponte. L'appuntamento quindi immancabile della domenica mattina resta con il mercatino della Coldiretti in una rinata Angarano a 2 passi dal ponte dei Bassanesi.